Buongiorno a tutti ragazzi, il tempo è ancora stabile e lo sarà fino all'Immacolata, quindi fino al weekend sarà un tempo diciamo un po' particolare perché diciamo che il tempo sarà stabile quasi ovunque fino a sabato e domenica, poi ci sarà diciamo un po' di pioggia, nebbia, vento, diciamo che l'Italia un po' per parte sarà un po' colpita da qualche cosa. Quindi diciamo che al nord, sulla pianura, quindi Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, a parte che sui rilievi, diciamo, montagnosi ci sarà tanta neve, ciao Jasmine, e tanto freddo. Poi in pianura ci sarà un sacco di nebbia, quindi la nebbia sarà proprio molta sabato e domenica, quindi weekend 7 e 8 di dicembre. Quindi sul resto del paese invece al centro, diciamo, tirrenico, cioè Lazio, tutti i settori centrali dell'Italia, ci sarà tanta, diciamo, nuvolosità accompagnata da pioggia, quindi si alterneranno schiarite e piogge. Invece meglio va a sud dove diciamo ci sarà sempre il sole, però con questi diciamo forti venti, quindi anche se rispetto al nord e al sud noi staremo molto sicuramente meglio. Quindi a parte un po' il freddo che si fa sentire già pure qui al sud, ma comunque qui diciamo addirittura in Sicilia oppure in Puglia si raggiungeranno ancora addirittura i 16-18 gradi, quindi pensate che ieri stavamo a 6 gradi qua a Salerno, quindi ci sarà diciamo una rimonta del caldo. Invece al nord sarà molto rigido, quindi in particolare sulla Valpadana dove ci sarà tanta nebbia, in Friuli Venezia Giulia, Piemonte, diciamo in pianura ci sarà tantissima nebbia, mentre il centro, come ripeto, sia il 7 e l'8 potrà essere da nuvoloso a qualche pioggia, quindi diciamo un po' in tutta l'Italia sarà un tempo diciamo stabile, però così così diciamo. In effetti a nord ci sarà la nebbia e farà freddo a causa della neve che sta nelle montagne. Al centro nuvolosità con qualche pioggia che non è che durerà tutta la giornata, ma comunque ci sarà. Al sud no, il ciclone no, no, stiamo messi bene, no. In effetti è passato, però rimangono queste temperature, diciamo, basse in Alta Italia, perché le Alpi e le Prealpi sono piene di neve. Quindi si prevede un sacco di nebbia 7-8 a nord, quindi tutto il lato proprio Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, tutte queste zone qua. Dalla Toscana fino al Lazio poi ci sarà sicuramente nuvolosità alternata a pioggia e a sud Italia, diciamo dal Molise, Campania fino alla Sicilia sarà bel tempo, anche se farà freddo giustamente, non è che giustamente stiamo a dicembre poi. Solo la Sicilia e la Puglia, come ho detto prima, ancora staranno sui 16 gradi. La Sardegna, la stessa cosa, farà molto freddo a causa dei venti che determineranno questo abbassamento della temperatura. Quindi diciamo che questo vento, che ancora pure oggi qua a Salerno c'è, la verità incomincio pure io a sentire freddo. Ciao avvocatella, quindi diciamo che la temperatura è calata pure qua, però dicono che l'Immacolata sale di nuovo qua al sud perlomeno, quindi diciamo sarà normalissima Immacolata, niente di eccezionale, quindi le piogge non sono previste né al nord e né al sud, quindi sono solo previste diciamo al centro dell'Italia, quindi Toscana, Lazio, Abruzzo, queste regioni qua, ma poi per quanto riguarda il sud staremo tranquilli, al nord la nebbia. E poi sulle Alpi e Prealpi, vabbè, ma già sono piene di neve adesso, quindi non è che cambia nulla. Quindi oggi le temperature pure qui sono basse, il tempo è normale, però nulla di che. Vi faccio vedere adesso direttamente. A finale fa freddo,
lo ripeto, ecco qui, diciamo che c'è vento ragazzi, non è che potete sentire il rumore del vento, però tutto sommato non è che piove. Se non fosse per il vento, Jasmine, staremo a posto oggi, quindi grazie, è così, però butta un vento proprio che ti gela, guarda. È giornata normale, per l'amor di Dio, però si vede che è fredda proprio. Pure c'era, visto, mi pare tutto come diciamo noi, pare che se mi sa neve. Però sicuramente è così. Secondo me ad Avellino farà proprio freddo, sono convintissimo proprio. Dove sta Elena, lì farà freddo proprio. Perché qua a Salerno stiamo vicino al mare e stiamo sentendo ieri 6 gradi. Oggi ho guardato, stiamo a 8 gradi e comunque anche, diciamo, è mattina ragazzi, Salerno 8 gradi è troppo. Diciamo di solito dovremmo stare a 13-14 gradi. Però è pure il vento che causa questo. Sì, mi immagino, avvocato, se qua fa freddo, figurati da te, c'è sta poi stanno i pinguini che corrono da te. Già immagino la scena. Qui con questo vento proprio ti entra nelle ossa, sai quando senti il freddo addosso? Figurati mo a Torino, già io mi immagino a Torino che ci sono stato di questi tempi, lì a Piazza Castello, mamma mia, Piazza Solferino, ho fatto una fiera il mese di dicembre, proprio mi sentivo con giubbini quelli là termici, ma nulla, che non ci facevi nulla. Qua per l'amor di Dio stiamo coperti, già le stufe accese pure qua, però questo è successo in 2 giorni, fino a 3-4 giorni fa stavo col ventilatore, quindi diciamo che è un tempo proprio brutto, vedi? Pare che ghiaccio, non ci stanno le nuvole qua, il vento proprio fa paura. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata, entro dentro, se no qua va a finire cagare malate proprio. E vediamo che cosa dobbiamo cucinare oggi. Incominciamo ad elaborare. Mamma mia. Vabbè ragazzi, buona giornata a tutti e ci sentiamo più tardi sul canale. Ciao da Salerno ragazzi. Ciao avvocatella Jasmine, grazie. Ciao a tutti ragazzi. Sì, è vero, sì, ma comunque sì, ieri mi sono divertito un pochino, dai. Era parecchio che non facevo nulla. Oggi non lo so, che boh, mo vediamo, vado al centro commerciale, vediamo che cosa ci sta. Ma grazie, guarda, da 2 giorni io stavo col ventilatore, è cambiato tutto proprio in un momento. Cioè io mi divertivo con Avvocatella per il ventilatore. Adesso invece stiamo con piumone e stufa. È cambiato tutto in 2 o 3 giorni. Sì, ieri mi sono scassato, avvocato. Le costine con quella lì, le costine con la verza, sono uscite la verità alla fine del mondo. Ma anche il calzone comunque, non è, diciamo i calamari. Però quello che mi è piaciuto di più sono state le costine, la verza con le costine, la verità. È uscito proprio buono quello. Anche perché le costine, sa, si scioglievano in bocca proprio, quindi quella è la cosa che mi è piaciuta di più che ho fatto ieri, diciamo. Le altre erano buone pure lo stesso, però ho preferito più quella lì, o perché fa freddo, sa? Allora pure il calzone con il pepe, sa, la mozzarella e pepe, con questo freddo ci dice un po'. Oggi mi sa che faccio un brodo vegetale, la verità. O un brodo di carne, sto pensando una delle due. No, Jasmine, siccome fa freddo, no, ho pensato faccio un brodo di carne. Oppure di pollo, no, di pollo però no, l'ho mangiato l'altro ieri, quindi sì, sì, 6 gradi, sì, fa freddo, perciò ci vuole qualcosa di caldo. Salsicce e broccoli può darsi, non lo so, devo vedere, qualcosa mi devo pensare per oggi. Friarielli e salsicce, pure ci dicono, un po' di piccante, pure si potrebbe fare, dai. E già pensato, mo che vado al centro commerciale, giro e giro, sempre qualcosa a già pensare.
Sì, friariello, grazie. Questo fa salsicchia e friariello, la verità. Un piatto bello stufato, non fritto, diciamo, come... però lo stesso buono, come la verza. Ieri la verza non era fritta, ad esempio, no? Però è venuto buonissimo perché alla fine si è stufata, quindi di solito diciamo che si partiva con friggere tutto e poi aggiungere la verza. Poi io invece l'ho fatta tutto insieme, però alla fine è diventata stufata, capisci? Quindi lo stesso è venuta buona, quindi ho evitato la frittura di friggerla, però stufata è venuta benissimo la verza con le costine, perché le costine già cacciano il loro grasso che hanno, quindi era inutile friggere le costine, cipolla, sedano, carote e poi però è più pesante così, lo so, beh, web, diciamo che la regola è così, in effetti metti il frito misto, fai friggere le costine, prendi la verza, la butti dentro e la fai sfare. Ciao, grazie. Però facendo così come ho fatto io, in effetti viene stufata e non fa più male di tanto, diciamo così, dai. Fa meno male. E viene saporito lo stesso, non è che perde di qualità, diciamo. Vabbè, vi auguro buona giornata. Sì, sì. E vediamo che cosa dobbiamo combinare oggi, dai. Qualcosa mi devo inventare a finale. Buona giornata a tutti. Ciao ragazzi.